Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie Di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Insomma, Dove mi hai portato? Siamo in un locale molto particolare che è anche un birrificio, si chiama Bir BQ, Bravo. vicino dove siamo cresciuti a San Donato di Piave, e chiudiamo la nostra avventura della racola. No, che triste! Però guardiamo insieme un sacco di immagini, un sacco di luoghi, posti che ci hanno colpiti anche dal punto di vista affettivo in questa avventura. Ma da dove cominciamo? Iniziamo dalla città più nominata del periodo. Cortina d'Ampezzo! Esatto, dove abbiamo visitato per esempio il grande scivolo, Ah sì, salendo l'Alemagna sulla sinistra. che ora è diventato un monumento sportivo di tutta l'Italia, dove si giocarono i giochi invernali olimpici nel 1956 e poi le Tofane. Ah, le piste! La pista Olimpia, io l'ho fatta! Io no. Senti, andiamo dentro che ci aspettano. Via! Non so raccontarvi le mie emozioni innanzi a questo monumento dell'architettura, dello sport, ma soprattutto del rinascimento italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché dico questo? Questo è il famoso trampolino di Cortina che ha ospitato questi grandi lanci agonistici nel 1956, quando Cortina ha ospitato i 7 giochi invernali olimpionici del mondo. Pensate, Cortina era ancora un paese che viveva di agricoltura di sussistenza e riuscì ad ospitare le Olimpiadi invernali. E questo è frutto di un grande lavoro che venne fatto a partire dal 1949 con questa grande e importante candidatura. Cortina d'Ampezzo venne preferita agli Stati Uniti e al Canada e qui si decise di organizzare questo grande evento internazionale. Pensate che il sindaco del 56 di Cortina era questo Mario Rimoldi, che poi diventerà un grande appassionato d'arte, un filantropo, un personaggio importante che fra poco ritroveremo in questo luogo che ancora oggi incarna la bellezza delle Alpi orientali, ma soprattutto delle Dolomiti. Io penso a quegli anni, dopo la guerra, tra i 40 e i 50, mi viene in mente la storia della mia famiglia, i miei genitori che partono verso la Svizzera in cerca di fortuna, che poi hanno consolidato e hanno creato
qualcosa di stabile ancora una volta ritornando a casa in Veneto. Quegli anni in cui tutto era scosso, ma c'era questo grande desiderio quasi ineguagliabile di ripartire, di ricostruire, di lasciare alle spalle quella tragedia enorme, quel ventennio legato alla dittatura che abbiamo conosciuto e molte volte la storia ci ha raccontato e ripresentato. Ecco, questo è il simbolo di qualcosa che si poteva ancora fare. Il fatto che in un piccolo paese circondato da queste montagne bellissime si potesse dare l'avvio a qualcosa di nuovo, di importante, legato allo sviluppo, alla voglia di crescere. Questo secondo me è il senso anche di questo nostro viaggio. Quindi noi stiamo visitando Cortina d'Ampezzo, questa conca così famosa in tutto il pianeta per la bellezza, per l'ospitalità. Ma questo è il simbolo di ciò che l'uomo in quel momento è riuscito a mettere di nuovo in campo dopo una grande distruzione. Crediamo noi tutti che questo sia ancora possibile e secondo me sarà ancora una volta realizzabile. Ragazzi, ultimo tratto, stiamo per raggiungere i 2322 metri e poi si vedrà. Una pace suprema, le Dolomiti. Sono molto emozionato perché sto per affrontare la pista Olimpia delle Tofane o Stratofana Olimpica, resa famosa dai Giochi Olimpici del 56. Una pista che parte da 2322 metri, affronta un dislivello di 760 metri per una lunghezza lineare di più di 2 chilometri. Lanciarsi in una pista che ha ospitato i migliori sciatori del mondo è veramente una grandissima emozione e un grandissimo onore. Proviamoci, andiamo. Preriscaldamento, adesso inizia la parte difficile. Via! Ragazzi, emozionato e spaventato. E adesso raggiungo l'Ele e andiamo a chiudere questo viaggio fantastico. Questa pista verrà utilizzata per lo sci alpino femminile e per le prossime Olimpiadi del 26. Pensate che il nostro campione Christian Ghedina qui, proprio su questa pista, vinse la sua prima medaglia. Dal 93 è diventata prettamente femminile e ha visto grandi campionesse, Cosner, Compagnoni e tante altre. Io continuo. Ci vediamo dopo.
ragazzi, è quasi finita. È stata duretta, diciamo che non sono così allenatissimo, ma andiamo a concludere. Lele, dovresti imparare a sciare. Mi è bastata quella avventura terrificante sul Bob. Bob Dylan? No, Bob Marley. Eccolo! Geremia. Ciao Geremia, ti stavamo proprio aspettando. Stavamo raccontando del Bob, ma non Bob inteso come artista. Il Bob su rotaia che abbiamo trovato Sul Piancavallo, divertentissimo. in quel viaggio che ci ha portati dalla conca dell'Alpago alle montagne del Friuli Venezia Giulia. Geremia! Cos'è questa? Questa è la nostra Pils Please, una birra chiara, taglio tedesco, un bel amaro erbaceo e fatta con orzo coltivato qui in zona. Perfetto, noi brindiamo alla montagna e a tutti i ragazzi del BBQ. Evviva! Salute! Siamo scesi dall'elicottero del soccorso alpino, esperienza davvero magnifica, a 2200 metri di altitudine, la vetta del Guslon, che è la montagna che domina l'abitato di Tambre, ma da qua davvero si rimane catturati dalla bellezza, dal paesaggio che è, come dire, in sé vitale, ma allo stesso tempo ci regala quel silenzio che solo qui fa rumore in qualche modo. Lo spirito viene annichilito ogni qualvolta si raggiungono questi luoghi. Da qua si vedono le montagne più importanti del pianeta, questa conca che rappresenta un mondo unico in sé, non replicabile in altre zone della nostra terra, dal microclima del lago all'altezza di queste vette così piene di vibrazioni serene, profonde. Quasi una musica, quasi un violino, mi verrebbe da dire, gravita all'interno di questo spazio universale. Lele, siamo in vetta. Il Monte Guslon. Ma tu li senti più vicini? Un po' sì. Li salutiamo? Ciao Luigino. Ciao Giulio.
abbiamo visto solo montagne, anche colline. Tra le tante colline ricordo bene la terra di Segusino. Tra borghi antichi, il fiume Piave e boschi lussureggianti. Geremia! L'hai visto? Ragazzi, Sei letto nella mente! E queste cosa sono? Frittelle. le frittelline in carrozza, ispirate alla mozzarella in carrozza in versione più piccina, con il cotto e l'acciuga. Allora buon Assaggiamo, appetito. ragazzi. Cin cin. Evviva! Sindaco, ma dove mi hai portato? Dove siamo? Siamo sul punto più alto del nostro comune, Bellissimo. sulla forcella del Monte Doc. Il Monte Doc arriva fino a 1300 metri, vedi la cima lassù, e questo è uno snodo, diciamo, anche viario, perché poi prendendo questa strada qua dietro si scende nella parte bellunese. So che tu sei appassionata comunque di questo ambiente, ti piace, si sente a tuo agio, vero? Sì, sicuramente sono appassionata di turismo equestre, sono in buona compagnia perché siamo in tanti a avere questa passione, e sicuramente questo è un territorio che si presta per questo tipo di attività, con le numerose strade silvopastorali, sentieri, percorsi, ce n'è un po' per tutti i gusti. Allora, Heidi è là e noi siamo qua. E i ragazzi? Siamo qui con Mirko, Moreno, Linda, Danilo e Maurizio oggi. Che sono così gentili, ci hanno aspettato. Adesso, tra virgolette, tenteremo di percorrere un po' di ipovia. Peraltro ti volevo dire una cosa, che sono arrivato da pochi minuti. Segusino, cioè si parte praticamente da quasi la pianura e si arriva qua in un battibaleno. Quindi avete questa grande offerta, dalla collina alla montagna, tutto in pochi minuti, è fantastico. Siamo un territorio abbastanza ripido, se vogliamo, quindi sì, in poco tempo arriviamo dai 200 metri sul livello del mare, diciamo, quindi dal fiume Piave arriviamo qui a 1300 metri della montagna. Un po' sono i due aspetti del nostro territorio che abbiamo anche cercato di raffigurare nel nostro logo turistico, che è appunto Segusino, un angolo da scoprire. È un microcosmo, quindi si passa dal clima legato al fiume Piave, da quell'acqua così importante, alla montagna. Noi da qui iniziamo il percorso dell'anello del Doc. Sì, diciamo che l'anello del Doc è questo percorso che passa proprio qui, che permette appunto di percorrere tutte le creste, le cime del Monte Doc, e poi riscendere verso Milies, che è il nostro punto di partenza e dal quale siamo arrivati fino a qua. Poi chiederemo ai ragazzi chi può fare questo percorso e come si fa. Entreremo più nello specifico del turismo legato al cavallo. Io adesso ho un po' di paura, però ci proviamo? Vai Lele, andiamo a cavallo. Grazie sindaco, grazie, grazie.
E quindi che ti devo dire? Guarda dove siamo. Allora, secondo me, almeno questa è una mia sensazione personale, può essere condivisibile o meno. Oppure no. Però tu non lo senti, io sento l'odore del Piave. Io proprio lo sento. Sento il suono. Sto qua è lo stesso odore che sento anche a San Donà. Proprio, cioè, mi entra dentro il naso, penetra il cervello e poi come puoi non pensare a ciò che è accaduto. Molte volte abbiamo ribadito la storia, si sprecano le citazioni e non vorrei che fosse ancora questo il nostro piccolo teatro ricordando Hemingway eccetera eccetera. Vorrei solo che ci ricordassimo di ciò che i nostri nonni o bisnonni hanno vissuto e vorrei tanto che pensassimo a cosa noi vogliamo lasciare ai nostri nipoti, ai nostri figli. Tu poi sei papà di 2 bambine, quindi immagino tu abbia, voglio dire, il desiderio che vivano in un mondo diverso da quello che è stato prima di noi. Ok, io direi, sei d'accordo? Sono d'accordo. Io sento questo profumo, lo considero un profumo, di gettare un piccolo sasso dentro la Piave, sperando che questo sasso, rotolando lungo questo corso torrentizio che poi si fa grande fiume di pianura, arrivi alla fine del suo percorso in pace. Cosa dici? Viva la pace. Vai, 1, 2, 3. Sei contento? Contentissimo! Buonissime le frittelle, Buonissime davvero. Io approfitto, se sei d'accordo. Sono d'accordo. Per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e sostenuto e ci hanno permesso di raccontare queste piccole ma belle avventure. Eh sì, aziende sensibili a ciò che noi stiamo promuovendo. Come ad esempio, Hera! A questo punto sentirai le parole dell'amministratore delegato, la dottoressa Isabella. Siamo qua nel comune di Padova per un evento importante. Abbiamo rinnovato il protocollo di protezione delle famiglie con difficoltà nel sostenere le spese per l'energia. Il comune di Padova è stato il primo a sottoscrivere con Est Energy questo protocollo già nel 2012 a sostegno delle utenze fragili. In che cosa consiste? Diamo la possibilità di avere dei pagamenti prolungati nel tempo e far sì che quindi le famiglie superino il momento di criticità. Questo protocollo si inserisce in un mondo più ampio. Come Est Energy abbiamo tra il Veneto e il Friuli sottoscritto ben 25 accordi e come gruppo Hera nel complesso 140. Sosteniamo quindi non solo decine ma anche migliaia di famiglie negli anni e proseguiamo di anno in anno. Considerate che solo Est Energy nel 2025 ha erogato, non solo grazie a questo protocollo ma al sostegno generale che diamo alle famiglie, quasi 20 milioni di euro di rate. Noi siamo un'azienda che nasce dal territorio, quindi siamo attenti alle diverse esigenze di diverse tipologie di clientela. Abbiamo parlato delle utenze fragili, ma abbiamo anche strumenti per supportare chi vuole ridurre i propri consumi e quindi investire in una logica pluriennale magari in nuovi impianti, in nuovi strumenti e in questo caso forniamo una consulenza specifica su quelli che sono gli strumenti di incentivazione come il conto termico o la transizione energetica. Insomma,
Come sempre, nascendo dal territorio, cerchiamo di essere vicini ai nostri clienti con diversi strumenti sulle diverse esigenze e cercando di dare il nostro contributo. Ragazzi, ragazzi. Che birra è questa? Una birrettina. Questa è una birra molto interessante. È una birra a 4 mani che abbiamo fatto con il birrificio del Doge di Zero Branco, una Keller. Sempre una lager, però questa è un pochino più morbida, più adatta al piatto che arriverà. Straordinaria. Tra le tante località che abbiamo visitato, per esempio siamo stati sul Montello, Il paradiso di chi ama la i bicicletta. Colli Asolani, Eleonora Duse. e poi abbiamo visitato il Medio Friuli. Codroipo. Ivo Gallo, Milene Marcassa, guarda. non so dove sono, Guarda dove ti ho portato. ma dove siamo per Bacco? Cadressa, siamo partiti e abbiamo imboccato qui a Santa Maria della Vittoria il famoso sentiero Enrico Romanazzi. Ok. Questo sentiero si sviluppa in 7 chilometri. Poi ci sono 2 percorsi un po' più piccoli. Sei? Sì, e tra l'altro questo qui è uno dei 2. Dai, in mezzo al bosco, eh? Sì, sì, sì. E si sviluppa in 7 chilometri. Poi ci sono 2 percorsini un po' più piccoli. Uno è quello che stiamo percorrendo in questo momento. Attento a non prendere le buche. Certo. E ti immergi totalmente nella natura. È stato pensato per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza delle biodiversità di queste terre. Scusami, perché Romanazzi? Romanazzi, ma te lo dico dopo. Sì. Perché prima ti volevo dire. Sì, Perché sennò poi mi dimentico. Dimmi. Mi distrai. E passa tra la 12ª e la 13ª presa. La presa, La presa. cioè? Tu mi insegni che le prese, cosa sono le sì. prese? Il Montello ha una strada. Aspetta, che ci sono le pozzanghere. Sì. Una strada longitudinale, Sì. la dorsale, e trasversalmente ci sono 21 prese che scollinano ok. da una parte all'altra. Quindi attraversano tutto il mondo. Un reticolo di strade e sentieri su tutto il Montello. Dicevamo, poi vabbè, questo sentiero finisce al lago Benzoi, ma perché? Adesso te lo dico. Enrico Romanazzi. Sì. Enrico Romanazzi è stato purtroppo scomparso presto, nel 2006, un naturalista di Montebelluna, profondo conoscitore delle biodiversità di queste terre. Lui era molto specializzato sugli anfibi, sui rettili. E infatti pensa, ha mappato 200 siti acquatici e quindi di riproduzione degli anfibi e 11 specie diverse di anfibi del Montello. Però. Lui Quindi aveva in memoria. fatto, sì, appunto, in memoria di questo naturalista che aveva fatto della sua passione il suo lavoro e del suo lavoro la sua missione, quindi far conoscere alla gente l'importanza della biodiversità e della conservazione della biodiversità. E quindi evviva Enrico Romanazzi. Evviva Enrico Romanazzi.
Abbiamo raggiunto Maser, toponimo che deriva da maceries, cioè rovine, in virtù di un'antica frana che colpì queste terre. Siamo all'interno del giardino di Villa Barbaro, forse uno dei più grandi esempi di villa veneta, inserita nella lista UNESCO e ovviamente progettata dal grande Andrea Palladio, il cui nome stesso, il cui epiteto richiamava la palla de Atena, quindi il classicismo. È una villa che aveva una doppia funzione, quella di accogliere gli ospiti, di essere dimora confortevole, ma soprattutto luogo di lavoro, che era poi nel format, nello stile dello stesso architetto, il quale congeniava le attività e alla serenità abitativa dei luoghi che progettava. Come vedete c'è questo corpo principale che avanza rispetto alla linea dei porticati ed è proprio in stile assolutamente classico. Lo stesso classicismo che da qui avrà un indirizzo e che porterà poi a tutto l'Occidente a replicare questo tipo di architetture, come ad esempio la Casa Bianca o Capitol Hill negli Stati Uniti d'America. Questo è lo stile che Andrea Palladio codifica attraverso soprattutto i 4 libri dell'architettura. E questo è un esempio sublime, anche perché i 2 committenti, i fratelli Barbaro, intanto Daniele era un fine umanista, nonché un amante dell'arte, del collezionismo, nonché patriarca di Aquileia, mentre Marcantonio, grande ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia, amante della scultura e dell'architettura. Qui ci hanno messo un po' tutta la loro anima nella costruzione, aiutando e confortando Andrea Palladio. Sul timpano della facciata principale è inserito lo stemma della famiglia Barbaro in un'allegoria che ci rappresenta l'armonia e la pace. Questo ci fa capire il motivo per cui si è accolti all'interno di questi spazi. E poi il richiamo continuo all'agricoltura e alla natura, soprattutto grazie al ciclo di affreschi magnifico di Paolo Veronese. La villa venne costruita in un terreno che precedentemente era di proprietà dei Pisani e dei Giustiniani. Oggi troviamo questo capolavoro dell'architettura che si unisce al capolavoro della pittura di Paolo Veronese, che come in una sorta di grande magia dialogano insieme. Nel 1934 la villa venne acquistata dal conte Volpi di Misurata, che la mantenne e la fece risplendere per quello che essa ci dona, lo splendore assoluto dell'arte classica. Ho guadagnato il piano nobile di questa villa straordinaria, dove si presenta innanzi ai miei occhi quello che è considerato il ciclo di affreschi più importanti dell'arte veneta. Paolo Veronese ha compiuto un capolavoro assoluto all'interno di questo spazio, nonostante il progetto pittorico non fosse congeniale all'idea di Andrea Palladio, forse per la presenza delle architetture dipinte che ridondavano un po' lo stile classico che il Palladio volle. Indipendentemente da questo, le storie raccontate che riguardano quel passato illustre voluto prima dai greci, poi dai romani, è trionfante. Qui si respira forse uno dei momenti più alti dell'umanesimo di tutto il paese italico. Questa stanza principale è detta stanza a crociera per la presenza di queste volte e all'interno ci sono molti dipinti, sempre con questa tecnica favolosa del trompe-l'œil. Peraltro si dice anche che questo sia il trionfo assoluto del colorismo alla veneziana. Abbiamo per esempio le muse che tengono in mano uno strumento, di cui invece una non si capisce, non si comprende perfettamente cosa tenga in mano, forse uno strumento a corde, ma non è chiaro. Poi abbiamo 2 volti molto iconici, la bimba che apre la porta tanto quanto il paggio, e sono segnali e messaggi di grande accoglienza, un po' quello che volevano i fratelli Barbaro, cioè accogliere all'interno di questi spazi grandi intellettuali, amanti dell'arte
affinché si creasse una sorta di ritrovo intellettuale il cui obiettivo era quello di vivere pacificamente la bellezza che l'arte umana può regalare. Altre stanze sono per esempio quella dell'Olimpo, la stanza della giustizia in cui c'è questa donna sottoposta a giudizio da questo uomo che tiene in mano un fascio. Quindi è una storia, una cronaca forse di quei tempi andati. La famosa stanza del cane per la presenza di questo iconico cagnolino, ma dalla parte opposta addirittura un gatto. E poi quella che mi sta più a cuore, la stanza di Bacco, in cui il dio dell'ebbrezza offre l'uva, che erano dei prodotti di queste terre nel comparto agricolo, ai pastori. Insomma, allegorie che richiamano la classicità, spose dell'assoluta armonia che all'interno di questi spazi regna e colpiscono profondamente il nostro sguardo, ma di più direi il nostro spirito. Asolo, parco di Villa Freia, alle mie spalle uno stupendo esemplare di leccio registrato tra i 305 alberi monumentali del Veneto, che fanno parte dei 4.655 esemplari di tutta Italia. Gli alberi monumentali, piante che hanno importanza naturalistica, storica, architettonica e sociale. Quercus ilex, cugino del rovere, meno famoso ma non per importanza, perché ha delle caratteristiche particolari. Ad esempio, è una quercia sempreverde. Poi ha l'eterofilia, cioè la coesistenza di due tipi di foglie diverse nello stesso albero, perché le foglie apicali sono diverse, sono più piccole, sono lanceolate rispetto alle altre, e è veramente particolare perché potrebbe confondere, potrebbero sembrare alberi diversi. Un'altra caratteristica è quella di radici che penetrano nel terreno, crescono in profondità a cercare l'acqua, quindi un albero molto resistente alla siccità. Questa caratteristica lo ha reso utile all'uomo soprattutto, e non so se l'avete mai notato, vicino alle chiese. Perché? Crea una folta chioma, sempreverde, e quindi ombra tutto l'anno. Quale miglior posto per fermarsi a dialogare prima o dopo la messa? Come dice sempre Lele, bisogna diventare senza mai smettere di essere. Una frase di Calvino. Perché Calvino? Perché il suo barone rampante Cosimo Piovasco di Rondò un giorno decise di salire su un albero per continuare la sua vita sopra gli alberi, e quell'albero era proprio un leccio. Insomma, un albero che aiuta gli uomini, che accompagna gli uomini. Per questo ora andrò ad abbracciarlo, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
what is coming. We toast to your life. The wine is spills and you smile. Yeah, you smile. We don't need to face it someday. No matter your parade, we pray. Lord, I'm one with my soul. I'm one with the love. I'm one I am whole. I'm ready to return. I'm ready to return. Ready to return to the light. To the light. No, my soul, it can't be caught. So I'm ready to return. We go to the light. To the light. No, my soul, it can't be caught. Now I'm ready to return to the light. Comandante, io sono davvero felice perché mi avete dato la possibilità di vivere un'esperienza magnifica e soprattutto sono contento anche di essere all'interno di questo luogo in quella che voi chiamate la mansarda. Io ho percepito, respirato nelle fasi di questa mattinata, dal briefing insomma, alla riunione che fate ogni giorno, ho visto proprio un'area di, caso di dire aria in questo caso, di amicizia, fratellanza, molti sorrisi, e questo mi ha, come dire, tolto dalla mente un'immagine che forse potevo avere di un ambiente militare legato all'aeronautica. Di questo ti ringrazio, ma cosa abbiamo appena visto noi su questo cielo? Intanto buongiorno a tutti e grazie per essere qua a testimoniare un po' quella che è la nostra realtà. Noi siamo un reparto dell'aeronautica militare, siamo un reparto operativo dell'aeronautica militare e oggi avete assistito ad una di quelle che sono le giornate tipiche di addestramento che noi affrontiamo e viviamo qui a Rivolto, base aerea del secondo stormo su cui noi ci appoggiamo. I voli che abbiamo visto prima sono voli di addestramento in cui i piloti durante l'estate colgono l'occasione per andare a perfezionare, andare a limare quelle che sono le piccole imperfezioni e rivedere le procedure per poter poi gestire in sicurezza tutti quelli che sono i weekend di manifestazioni. Per arrivare ad essere un pilota delle Frecce Tricolori è necessario avere dei requisiti, quindi provenire dai reparti operativi dell'aeronautica militare e poi si affronta qui da noi una settimana di, tra virgolette, chiamata selezione, in cui andiamo a vedere quelle che sono le caratterialità del singolo individuo in modo che siano al più possibile compatibili con il resto del gruppo. Certo. Qui è molto importante riuscire a lavorare in gruppo, riuscire a condividere gli obiettivi e il modo per raggiungerli. Mi sembra che abbiamo detto le cose più importanti. È anche vero che uno dei vostri orgogli è che siete forse la pattuglia acrobatica, diciamo così, usiamo il virgolettato, più importante del mondo. Ma diciamo che abbiamo delle peculiarità tecniche che ci differenziano dalle altre. Non c'è una vera e propria classifica, diciamo, chiamiamola così, delle pattuglie acrobatiche. Ma noi lo sappiamo. Mondo. Noi siamo un po' di parte, lo possiamo dire, siamo un po' di parte, però diciamo che sicuramente abbiamo delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche che appunto rendono il nostro display in volo non solo un display tecnico, ma un vero e proprio spettacolo che probabilmente ci differenziano un pochettino dalle altre pattuglie. Franco, grazie davvero, grazie di cuore. Grazie a voi e grazie a tutti, buona giornata.
Per una persona che ama la musica come me, entrare in un posto del genere ti riempie di positive vibrazioni, perché qui da 7 generazioni la famiglia Zanin costruisce organi. Sono organari, uno strumento antichissimo e tanto antico quanto complicato. Carlo, raccontaci qualcosa dell'organo. Sì, come hai detto bene, l'organo è uno strumento antichissimo, le sue origini risalgono all'antica Grecia. Il costruttore primo si fa risalire a Ctesibio, il quale introdusse questo strumento che poi nel mondo romano ebbe un ulteriore sviluppo, anche se veniva usato in ambito profano, per l'accompagnamento nei circhi, quindi nelle manifestazioni non religiose. Poi venne abbandonato per questi motivi nel primo Medioevo e poi nel periodo, diciamo, medievale più avanzato venne ripreso dalla cristianità e portato poi come strumento principe per l'accompagnamento religioso, e poi nel tempo si è evoluto anche per l'uso non liturgico. E la peculiarità dell'organo, per capirla bisogna fare uno sforzo mentale, cioè rispetto alla modernità in cui noi con i sistemi di amplificazione siamo in grado di ascoltare musica a volumi sonori molto importanti, invece quando questo non era possibile l'organo era l'unico strumento che poteva suonare ininterrottamente, produrre suoni ininterrotti, a differenza degli altri strumenti. Oltre a questo si affianca la sua complessità costruttiva e la capacità di adattarsi ad ambienti e a situazioni diverse, il che significa che tutti gli strumenti tra loro sono diversi, seppur nell'aspetto possono sembrare uguali, ma quando poi si va a vedere all'interno e li si sente suonare, questa diversità interna che hanno si trasforma anche in una sonorità, in un timbro, in un colore sonoro diverso, per cui sono come i corpi umani diversi. Gli strumenti noi, come dicevi, ne abbiamo realizzati non solo per l'Italia, anche per l'estero, come per esempio in Giappone pochi giorni fa abbiamo spedito in via nave uno strumento per uno dei più grandi templi buddisti di Tokyo. E questo è proprio recentissimo, una decina di giorni fa abbiamo ultimato la spedizione. Avete capito che qui dentro c'è tanta passione, ma per realizzare uno strumento così complesso c'è bisogno anche di tanta conoscenza. E tu chi sei? Ciao ragazzi, io sono il fratello di Geremia e questa è la nostra pasta e fasioi. Buona, caro fratello di Geremia, ma come ti chiami? Tommaso. Ah, grande Tommaso. Grazie Tommaso, mangiamo E buon appetito. la tua salute, insomma. Fantastico. Salute. Grazie Tommaso. Noi abbiamo raccontato anche la splendida città di Vicenza. Eh sì, patrimonio culturale dell'umanità.
sono nello spazio della chiesa di Santa Corona, nel cuore storico della città, costruita nel 1261 per un motivo. A un certo punto nel Medioevo il beato Bartolomeo da Breganze riceve in dono da Luigi IX di Francia una spina della corona di Gesù Cristo. Venne portata a Vicenza e qui conservata in una cappella. Questa è una delle chiese più importanti del Veneto, importante per il valore spirituale, ma soprattutto per l'aspetto artistico. Ha la tipica struttura delle chiese degli ordini cistercensi, quindi a croce latina con alto transetto. È sempre stata una chiesa domenicana, con addirittura un ampio chiostro e un convento che oggi è un museo. Ciò che mi colpisce su tutto all'interno di questa chiesa è la spettacolarità di alcune opere. Intanto la cappella Valmarana, che fu commissionata da questa importante famiglia commerciante e nobile, ad Andrea Palladio, che racchiude in uno piccolo spazio tutto il suo pensiero e stile che lo ha fatto grande nella storia dell'arte e dell'architettura. Poi c'è un'opera quattrocentesca dove è raffigurata per la prima volta una sorta di fotografia del tempo della città di Vicenza, e abbiamo Paolo Veronese nel suo momento più alto, tanto che quest'opera è appena rientrata dal Museo del Prado, dove si vede la Madonna con all'esterno una sorta di struttura, un cantiere forse, che rappresenta la capanna della Natività, ma alle sue spalle una grande colonna. Questa è la solidità della chiesa e l'importanza della Vergine Maria. Poi i colori di Paolo Veronese, e si dice che l'uomo che si vede guardando verso sinistra con la barba sia il committente di quest'opera, che è del 1573. L'altare è magnifico, un lavoro di intarsio di piccole pietre marmoree che ricostruisce proprio la storia del beato che riceve la spina della corona, ma soprattutto alle mie spalle una delle più importanti opere dell'arte rinascimentale italiana, il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini, dipinto nel 1501. Perché è così importante? Per il trionfo del tonalismo, per la verticalità tipica di Giorgione e di Cima da Conegliano, ma soprattutto perché ci restituisce un Cristo quasi in sofferenza al momento del battesimo. Ci accoglie con questo sguardo triste, direi, in cui sta annunciando a noi tutti la sua passione. Lo stesso volto di San Giovanni Battista è sconfortante per certi versi, oltre al colore tipico della pittura venta che è trionfante. Il messaggio è: attenzione, io mi sto donando a voi, perché voi a un certo punto non vi donate a me? E poi siamo stati anche al mare, come ad esempio a Cavallino Treporti. Tra il mare Adriatico e la laguna nord di Venezia. E soprattutto un viaggio che ci ha davvero riempito di emozioni alla scoperta dell'Istria. In Croazia. Devo ammettere che percorrere gli 8 chilometri di pista ciclabile a sbalzo è davvero una magia. Sembra di pedalare sopra la laguna. E sono giunto qui, nella zona delle dune e della pineta di Cassavio. La zona delle dune è una zona delicata, un ecosistema molto fragile. E è il passaggio tra l'habitat marino e l'entroterra continentale. Come si formano le dune? Come si sono formate le dune? Il mare deposita i suoi sedimenti sulla spiaggia, quindi la sabbia poi viene trasportata dal vento, trova degli ostacoli, di solito naturali,
e si sedimenta lì e crea queste dune. Un ecosistema fragile soprattutto negli ultimi decenni a causa del cambiamento climatico, dell'urbanizzazione, dell'inquinamento. Per questo qui a Cavallino Tre Porti da qualche tempo hanno pensato intelligentemente, in maniera lungimirante, ad un progetto unico in Italia per la ricostruzione, per la ricostituzione delle dune. E cosa hanno fatto? Hanno prelevato a 15 km dalla costa 150.000 metri cubi di sabbia depositata sulla spiaggia, poi hanno piantumato quasi 750.000 piantine di Ammophila litoralis, che è una pianta particolare perché ha un sistema radicale molto fitto e anche quando viene coperta completamente dalla sabbia continua a germogliare in maniera verticale, quindi crea quei famosi ostacoli che bloccano la sabbia e danno origine alle dune, creando questo ambiente quasi di fantasia. Questo è veramente un ambiente suggestivo e io quasi quasi farei come un granello di sabbia, mi lascerei trasportare dal vento e mi fermerei al primo ostacolo naturale per creare un'altra duna. Non è la prima volta che gironzoliamo per le acque lagunari, però siamo con una grande persona. Io lo chiamo il nostro comandante dell'imbarcazione, Sailor Man. ma è un famoso pescatore di questo litorale che è Andrea, che ci sta portando un po' più nel profondo della laguna, Dove lui sa. cosa pescare con la rete. Qui siamo praticamente a Punta Sabbioni. Sì. Quindi Partiti dalla Casa dei Pescatori. Ricordiamo che la bellezza di Cavallino Tre Porti è che da un lato c'è l'Adriatico, dall'altro lato c'è la laguna di Venezia. Fantastico. Andiamo! Via! Oh, Andrea, ma che è? Cos'è? Questo è il remo, serve per battere, per far scaturire il pesce, che speriamo che vada sulle reti. Ah, Cioè, qualche volta ci dovete aiutare anche voi, però, È uno spaventapesci. Alla grande. Vedi che l'acqua è più profonda qua. Eh sì. Non c'è la Poseidonia? Sì, ce n'è, ma è più bassa. Più sotto. Aver vissuto questo viaggio, seppur breve ma profondamente intenso, la storia dell'Istro Veneto,
la bellezza di questi luoghi che conservano in sé un ambiente lussureggiante, carico di storia, ma soprattutto le persone che ho incontrato, che hanno questo grande amore per la propria terra, ma anche per noi italiani e soprattutto veneti. Io ed Ivo siamo immensamente grati agli abitanti di Umago e agli istriani in genere per l'accoglienza, per la gioia che hanno regalato a noi e spero anche a tutti voi. Vedi tutti a Umago in Istria perché è il posto più bello del mondo, con tanta bella gente, con tanto bel sol e con tanto bel mare. E veni tutti, vi aspettiamo. Abbracciare un albero non è un gesto simbolico, è un incontro. Bravo. E questo? Ah, caro Lele, sta arrivando. Vedremo, ma sta arrivando anche Geremia. Eccolo! Eccoci, Con un'altra eccoci. birra, ragazzi. E Ragazzi, questa? Siamo qui con la Bock, la nostra Becco, una birra rossa più maltata, un po' più morbida. E questa arriva con il nostro piatto forte che ci porterà Deborah. Che è? E che è? Che Lo è? scoprirete con Deborah. Ok, sorpresa, Sorpresa. Grazie Geremia. A voi! Ecco Deborah! Eccola, Ciao! siamo curiosi. Allora io vi ho portato, qui abbiamo il goulash di cervo con cioccolato fondente e marmellata di ribes, fatta dal nostro chef. Paolone, sì. Straordinario, sarà anche buonissimo. Noi siamo stati anche a Curtarolo, Le terre del Bembo, ma anche a Valeggio sul Mincio. famosa per i tortellini, per il parco Sigurtà e per il grande fiume. Assaggiamo? Via. Goulash, goulash. Sono molto emozionato per il fatto di trovarmi in questo luogo, perché ha un'importanza storica davvero eccezionale e fondamentale per tutta l'Italia. Siamo a pochi passi dal mulino Augugiaro e qui siamo invece nel cortile di Villa Bozza, perché si crea in me un pensiero positivo e importante, perché a pochi passi da questa villa, che è stata costruita dalla famiglia proprietaria del mulino nel 1922, c'era invece la villa, il dominicale, di proprietà della famiglia Bembo, di cui Pietro Bembo è stato uno dei più grandi intellettuali dell'umanesimo italiano, quindi uno dei fautori del Rinascimento, inteso non solo da un punto di vista architettonico e pittorico, ma da un punto di vista intellettuale. Quindi, vicino a noi passa il Piovero, che è questo elemento che ha alimentato i mulini per tanti secoli. Secondo le antiche mappe, sulla riva invece destra del fiume era presente questa costruzione, questa tipica villa veneta rinascimentale. Cosa accade? Nel 1405 arriva in quest'area la Serenissima Repubblica di Venezia. Nel 1406
la Repubblica mette all'incanto le terre che appartenevano fino a quel momento ai Carraresi. Fu così che Bernardo Bembo, famiglia molto nobile di provveditori, molto facoltoso, decise di acquistare la villa già esistente, costruita tra 4 e 500, ma soprattutto il mulino fornito di 2 ruote, che da quel momento in poi diventa luogo principale per l'economia di questa terra. Non ha mai smesso di lavorare, pur divenendo oggi un impianto assolutamente moderno e all'avanguardia. Però quello che ci interessa su tutto è la presenza di Pietro Bembo in questa zona del Veneto, perché lui, dopo aver girato le più importanti corti rinascimentali italiane, decise di passare qualche anno nella dimora di villeggiatura della famiglia. Infatti scrive: un cortile e casa da contadino in Santa Maria di Non, fatto dalla buona memoria di mio padre già più di 50 anni passati. Quindi in questo luogo, su questa terra, Pietro Bembo scrive quella che è ufficialmente la prima grammatica della lingua italiana. Innamorato della prosa di Boccaccio e della poesia di Petrarca, decide di mettere ordine e rendere quello che era fino a quel momento chiamato volgare la lingua che doveva essere parlata in tutta la penisola italiana, ovvero le prose della volgar lingua, composto nel 1525. È sostanzialmente un dialogo platonico tra vari personaggi che discutono su quale sia la lingua ufficiale di chi abitava la penisola mediterranea. Scrive sempre Pietro Bembo: leggo, scrivo quanto voglio, cavalco, cammino, passeggio molto spesso per entro un boschetto che l'ho a capo dell'orto. In questa guisa spero di far qui tutta la state e tutto l'autunno, acciò per comparazione della città la villa mi par più graziosa. Possiamo affermare senza dubbio che Pietro Bembo è stato colui che ha sostanzialmente codificato la lingua italiana ed era veneziano. Ivo Gallo? Dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimissimo! Siamo con una parte dello staff del BirBQ, in particolare con Geremia, che ci ha accolto con tanto entusiasmo. Sì, ma noi vogliamo tornarci. Certo ragazzi, siamo in via Calvecchia 32 a Sandona di Piave, lungo la Triestina, vicino al centro commerciale, e siamo aperti tutte le sere eccetto il martedì. In più facciamo anche il sabato e domenica a pranzo. Se siete d'accordo, facciamo un brindisi tutti insieme al BirBQ. Sono d'accordo. 1, 2 Evviva! Ivo Gallo? Dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Finisce questa nostra stagione della racola. Ahimè. Se sei d'accordo, Sono d'accordo. chiuderei con Giovanni Commisso, che ci ha spesso accompagnato nei nostri viaggi. E diceva: io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte del mio sangue, penetra per i miei occhi e mi incrementa di forza. Forse la ragione dei miei viaggi per il mondo non è stata altro che una ricerca di paesaggi, i quali funzionavano come potenti richiami. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, noi vi auguriamo tantissima gioia e felicità e speriamo di rincontrarci ancora. ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri piti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.